c'è il punto per la Serbia, finisce così, ma vince il mondiale. L'oro alla Serbia, l'argento all'Italia. Allora, innanzitutto vorrei dire che non è proprio un purtroppo, nel senso che noi dovevamo uscire dal girone. L'Italia è una nazionale molto giovane, primo anno che giocano insieme. Vi do appuntamento fra 2 anni alle Olimpiadi, perché secondo me ci sarà da divertirsi. Ed comunque la Serbia è una nazionale forte, si sapeva, le ragazze si sono comportate benissimo, quindi va bene così. Aspetterei di vedere i premi individuali, perché spero che Conegliano si tolga qualche soddisfazione. Innanzitutto devo dire grazie al tifoso alla nazionale italiana che ci ha fatto sognare fino alla fine. Purtroppo abbiamo perso contro una squadra fortissima, però dico una cosa personalmente, una finale una giocatrice la gioca di solito una volta sola nella vita. Avevamo l'occasione di vincere perché nella finale non c'è nessun favorito. L'abbiamo persa al quinto set, dispiace per l'Italia e onore alla Serbia, perché abbiamo perso comunque contro la grande squadra, fermo restando che abbiamo la migliore detentrice del torneo mondiale, la Egonu, e poi abbiamo 3, adesso faccio il partigiano, 3 italiane che giocano con i Moco Volley, quindi siamo contentissimi alla fine. Purtroppo la finale uno la vince e uno la perde. Speriamo che la prossima volta tocchi a noi. Beh, allora ero consapevole del fatto che comunque la Serbia aveva giocato altre partite in modo molto efficace e che quindi sarebbe stata dura comunque vincere questo mondiale. Nonostante questo comunque ci speravo, perché anche noi secondo me abbiamo fatto delle ottime partite, anche ad esempio contro la Cina, e quindi insomma alla fine abbiamo dimostrato di essere abbastanza lì come livello, altrimenti non saremmo arrivati al tie break.